per ultimo avevo messo sto grafico qua che vi paragona la classifica per PIL pro capite dei paesi più ricchi ancora e 10 anni fa. Go che va fuori dall'Italia la Venezia, intesa come Triveneto più Bergamo, Brescia e Mantova, e l'avevo messo in blu, e l'Italia senza Venezia era già in rosso. Quindi vediamo che se fossimo stati indipendenti a 10 anni fa, saremmo stati fra i paesi più ricchi d'Europa. Vediamo che, vabbè, prima che c'è Lussemburgo e Norvegia, che avevamo già detto per altre ragioni non contemole, e insomma in sostanza saremmo, dopo la Svizzera, qua, durante il periodo del mitico nord-est, saremmo secondi in Europa come ricchezza. Guarda, 10 anni, in questo periodo di globalizzazione e free trade, all'interno di un contenitore inefficiente e inadatto, e ne ga sorpassare l'Irlanda, l'Olanda, l'Austria, l'Islanda, la Danimarca, la Svezia. E pensai se stiamo così per altri 10 anni, quanti altri ancora ne sorpassa. Vabbè, che se ancora dedrio di noi altri, delle realtà piccinine, il Belgio, che ha i suoi problemi, e la Finlandia, che però, come che avevamo detto, fra poco ne sorpassa anche loro. Vabbè, allora magari qualche Duni se devo guardare il video di sto convegno su YouTube e dice vabbè, bei discorsi, bei analisi, bei grafici, bei colori, ma cosa intendi tu fare qua? Non siamo mica in gamba come Stoni, Sloveni, Montenegrini, qua siamo polentoni, buoni altro che lavorare. Beh, non so che prima di tutto che avevamo da rompere un tabù riguardo sta indipendenza, che non sia mia un sigo di protesta di gente ignorante e xenofoba. Mi qua vengo da delle ragioni economiche basate su lavori fatti dai massimi accademici mondiali. No, del mio ho messo solo i grafici tira fuori dall'Eurostat, quindi non so neanche a dirvi niente di originale. E quindi come minimo quello che avevamo da fare è parlargliene, cioè prendere una posizione di principio e per rompere questo tabù. Invece di mandarvi in volta per email le solite barzellette, mandai ai amici e conoscenze il link al video di questo convegno. Ma mi rivolgo solo di tutto anche agli imprenditori veneti, perché in fin dei conti sei i leader della nostra economia. E i pochi che ha fatto una scianta di business school, e dovrebbe sapere che non si può mica guardare solo ai profitti a breve termine, ma si ha anche ad assicurarsi una continuità dei profitti a lungo termine. E allora come c'è che si fa a assicurarsi una continuità dei guadagni? Beh, logicamente si ha da fare degli investimenti. E questi investimenti su macchinari, su capitale, su infrastruttura. Ma guarda è che il sistema politico all'interno del quale operiamo, anche quello fa parte dell'infrastruttura. E allora, appena che si ha quattro schede, invece di correre a fare i vassalli di un sistema antiquato romano che è paragonabile a un macchinario vecchio e muffio ottocentesco, investiamo sull'innovazione, investiamo su un sistema politico che è consono con le nostre esigenze e al passo coi tempi e col resto d'Europa, se non del mondo. E mi no, non vi domando mia di farlo per la gloria, non ve lo domando mia di farlo per orgoglio identitario, mi non vi mia parlare di serenissima di qua e di là, che sia anche quello volendo, ma vi dico di farlo perché se è un buon affare, per far fischiare un domani, per non buttare al vento le conquiste fatte da una generazione imprenditoriale durante gli anni 70 e 80, che se una esigenza imminente. Vi dico di farlo perché c'è necessità e non si può fare de manco.